negozio del vetro, quello per eccellenza di Murano. La sua difesa passa per il marchio d'origine. Il bollino di tracciabilità ora è a prova di falso grazie anche a un QR code antitruffa. Luca Colombo. Questa è un'assoluta evoluzione che il nostro bollino d'origine ha avuto. E dà al cliente tutta una serie di informazioni e soprattutto ci tutela e ci garantisce da quella che è la contraffazione. Ci sono grandi case come la Ferrari tra i clienti dell'azienda lombarda che ha studiato il nuovo contrassegno per il consorzio Promovetro di Murano. Speciali accorgimenti ne scoraggiano la falsificazione o il distacco. Retagli di sicurezza, stampa rilevabile solo ai raggi ultravioletti, effetti di rifrazione della luce. Autenticità e tracciabilità. Dal bollino si risale alla scheda dell'articolo, matricola, azienda, maestro, foto e video dell'oggetto e delle fasi di lavorazione. Basta leggere il quadrato del QR code con uno smartphone dotato di programma apposito o scaricando sul telefonino l'applicazione gratuita Original Murano Glass o consultare al computer con i dati dell'etichetta il portale muranoglass.com. Progetto finanziato con 120.000 euro da Regione Veneto, che nell'85 istituì il marchio vetro artistico di Murano a tutela della produzione originale sull'isola, e Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Nella nostra indagine risulta che il 70-80% di quello che viene commercializzato tra Murano e Venezia risulta essere merce contraffatta. Dal 2009 l'isola ha perso un altro 6% delle sue vetrerie, nel 2015 erano 212. Murano si aspetta passi concreti dall'incontro previsto martedì al Ministero dello Sviluppo Economico. La zona franca urbana per Murano, la tracciabilità, la possibilità di rendere obbligatorio il marchio della lavorazione del vetro di Murano, riuscire a riconoscerla come bene intangibile dell'UNESCO.